lei si sta operando da parecchio tempo sia in questa che in altre occasioni. Devo dire che comunque è a cuore lei questa questione che riguarda lo spiaggiato, lo è già in attività, lo è a cuore in questa maggioranza e in questa amministrazione, che verso proprio il sindaco ha già, abbiamo sentito poco fa nelle risposte a una delle interpellanze, che nelle sedi che lei cita il sindaco si sta dando da fare sotto questo aspetto. Credo che quindi non ci sia, è già in atto un intervento, un mandato al sindaco per questa importante questione, ma molte altre che riguardano comuni rivieraschi. Il sindaco, credo, come ha fatto in questa Sise oggi, ma lo potrà fare in altre occasioni del Consiglio Comunale o di incontri, ma anche potrà portare all'attenzione della seconda commissione consigliare gli sviluppi che riguardano questa questione. Devo dire che nulla di più di quello che stiamo già facendo con questa amministrazione, questa mozione porta. E visto che appunto le azioni sono in atto, non vedo il caso, non vediamo l'opportunità di andare a dare mandato al sindaco quando questo lo sta facendo con buoni risultati, sperando poi anche quello che riguarda l'interesse da parte degli enti sovracomunali quali la Regione possa dare dei risultati ancora più consistenti. Grazie Presidente. Personalmente, ma parlo anche a nome del gruppo consigliare, ritengo che l'occasione, al di là del fatto che il sindaco si stia già operando in tal senso, valga per rafforzare quell'eventuale mandato, acquisendo un voto dell'intero Consiglio Comunale, dove anche la minoranza lo investe di questo compito. Quindi io posso capire anche le posizioni, come dire, antitetiche tra maggioranza e opposizione, però l'occasione tutto sommato ritengo che possa essere tranquillamente colta da questa maggioranza per poter valorizzare ulteriormente quel percorso che il capogruppo Tonò ci ha detto essere già in atto. Ricordo che quando come assessore partecipai in sede di audizione della Commissione regionale per la cosiddetta riforma della legge 33, chiese espressamente, e con me di fatto si espressero pure tutti gli altri rappresentanti dei comuni rivieraschi, che fosse introdotto esplicitamente nel testo della redigenda la nuova legge regionale sul turismo una norma che facesse carico con qualsiasi sistema eventualmente da individuare a livello regionale tutti i comuni, compresi quindi quelli dell'entroterra, dei costi di smaltimento del cosiddetto spiaggiato. Legge regionale 33, ancora lì, nessuna legge nuova è stata in materia adottata, né tantomeno nessuna modifica introduttiva di questo onere gravante su tutti i comuni dell'entroterra, perché ricordiamoci che il problema non riguarda soltanto Caldo, ma riguarda tutti i comuni che hanno della costa e del Veneto, purtroppo, o per fortuna sappiamo benissimo che ve ne sono tanti, mentre i fiumi risalgono all'intero territorio regionale. Quindi le volontà politiche e soprattutto degli enti preposti devono essere sensibilizzate, compulsate da più parti e gioco forza quindi un'espressione comunale unanime del Consiglio Comunale,
non potrebbe altro che rafforzare in quest'ottica quello che è il mandato e l'operato del sindaco. Io invito casomai questa maggioranza a ritornare sui propri passi e votare quella che ritengo essere una mozione meritosa. Ritengo che poi il sindaco sulla questione del merito possa anche essere anche più preciso. Però per quello che riguarda gli aspetti esclusivamente tecnici, se la vogliamo mettere sotto questo aspetto, dico che a differenza di qualche vostra espressione, che parlo in un contesto generale, questa amministrazione, quando si parla di amministrazione comunale, cura gli interessi di questa amministrazione, ma anche di questo consiglio comunale e di tutti i cittadini della città di Capua. Cosa che me lo lasci dire che spesso voi non li conoscete, quindi quando noi facciamo delle azioni a livello istituzionale facciamo per tutelare gli interessi della nostra città. Quindi sotto questo aspetto non ho nulla sì, no, l'importante è che ci sia anche il capogruppo Zanon che magari abbia qualcosa da dire sotto questo aspetto, e mi fa piacere di aver ravvivato ancora una volta la minoranza. Tu cosa non serve? No, lei ritiene che quello che fa la maggioranza sia l'interesse della cittadinanza, ma è l'opinione sua. Noi ne abbiamo una diversa. Però questa circostanza, per una volta, non è la prima, che la minoranza tende a creare degli elementi di incontro che possono essere utili all'intera comunità. Penso che da parte vostra ci dovrebbe essere anche un po' più di, posso dire, di apertura per l'interesse comune di tutti quanti. Quindi questo atteggiamento sempre chiusura è una cosa che si ripete continuamente. Poi il fatto di sentire che il sindaco viene in commissione per discutere di un argomento è una cosa che mi fa estremamente piacere, perché fino ad ora commissioni, come abbiamo avuto modo di vedere nel tempo, non solo una elencazione di cose già decise dalla maggioranza opinioni. Grazie, capogruppo. Capogruppo Commisso, prego. Sì, prego. Sì, raramente a dire il vero si ascoltano cose più contraddittorie di quello che ha detto lei adesso. Cioè, secondo me è un rafforzativo, esattamente come diceva il capogruppo Porini, il fatto che venga reso pubblico un'attività che il sindaco già sta facendo, con una mozione che secondo me non è assolutamente indicativa, non si capisce perché lei dovrebbe votare contro a una cosa che già sta facendo. Quindi non riesco veramente a capire se è solo per il gusto della contrapposizione sterile e fine a se stessa. Piuttosto io mi farei spiegare dal sindaco quello che prima ha detto, e forse non ho capito tanto bene, il fatto, se ho capito bene il sindaco, relativamente all'altra interpellanza di prima, che state cercando a livello di conferenza dei sindaci del litorale di togliere quello che è il costo dello spiaggiato dalla TIA, però ho capito anche, e qui mi corregga se ho capito male, che il relativo risparmio vuol dire viene messo invece a incarico al comune. La richiesta che ho fatto io era volta a interessare gli enti superiori proprio per sopperire a queste spese, proprio per fare in modo che quella spesa così gravosa e che adesso pesa sulle tasche di tutti i cittadini di Caole, compresi di San Giorgio di Castello di Brussa, venga invece abbia una corresponsione da parte di chi è oggettivamente responsabile di deposito che abbiamo continuamente sulle nostre spiagge. Quindi se volesse, signor Sindaco, mi fanno un attimo di chiarezza, perché prima ha detto abbastanza, forse era un po' distratto, non ho capito bene, mi fa piacere. Non capisco l'atteggiamento del capogruppo Tonon, il quale è veramente contraddittorio proprio
È uno simolo vivente, desidererebbe. Grazie. Capogruppo Tonò, prego. Guardi, se dovessi cominciare a fare l'elenco delle contraddizioni che lei molte volte utilizza o esplica nella sua condizione politica o amministrativa, cioè politica all'interno del Consiglio Comunale, dovrei stare qua, non finirei i punti del giusto Consiglio Comunale. Poi sulla questione delle presenze, questione delle valorizzazioni degli organismi quali possono essere commissioni, non vorrei evitare ulteriormente le presenze che si verificano all'interno delle commissioni, che ovviamente sono prese ancora di mira per come sono state distribuite per il numero delle persone che dovevano partecipare, ma sinceramente, visto che lei me lo chiede, alle ultime due commissioni, nelle ultime commissioni, le commissioni assumono un carattere legale, regolamento, ma non è quello che interessa, l'importante è anche dibattere argomenti che non sono anche all'ordine del giorno, ma sono tenuti in piedi dalla maggioranza, anche se voi dite normalmente è una presa di d'atto, una presa d'atto. Tonò. La parola al sindaco. Allora, un inciso sull'intervento del capogruppo Zanon è poco istituzionale, forse che il sindaco si metta a ridere e quindi il sindaco non lo farà. Però sentirmi dire al capogruppo Zanon di quello che avviene in commissione consiliare, quando il gruppo Zanon in commissione consiliare non ha mai messo piede da quando consigliere comunale, tranne forse una volta, mentre il sindaco è mancato alle scorse commissioni consiliari perché era impegnato istituzionalmente nel direttivo della conferenza sindaci della sanità. Quindi superiamo questo momento di imbarazzo evidente da gruppo Zanon, perché sennò non usciremo più un po' dalla discussione di questa mozione. Quello che il capogruppo Tonò ha messo in evidenza in realtà è già da tempo, prima ancora della proposta di questa mozione che appare estremamente inutile, la giunta comunale ha dato mandato al sindaco di fare quello che poi ha fatto, perché ancora nel mese di novembre la giunta disse al sindaco di impegnarsi per favorire l'uniformità dell'azione amministrativa con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse comuni, garantendo al contempo un ruolo di stimolo e di raccordo tra le varie realtà dei comuni, valorizzando la particolarità, la specificità e assicurando una gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa omogenea ed unitaria, ha mandato di coordinare le funzioni amministrative delegate dalla Regione, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, nell'ottica di realizzare un potenziamento e un miglioramento delle attività istituzionali nelle quali le azioni gestionali siano assicurate da più soggetti e da più interventi connessi tra loro. Un ultimo, di far emergere le maturate conoscenze specialistiche dei vari comuni del litorale veneto, proponendo in sede regionale il tavolo tecnico per il demanio marittimo quale organismo consultivo necessario, cosa che poi anche ovviamente è stata fatta pochi giorni dopo, quando in Jesolo abbiamo fatto costituito questo protocollo d'intesa, questo tavolo tecnico politico. Adesso io vorrei leggere 9 pagine di accordo per elencare qual è il contenuto, ma è talmente ampio e a 360 gradi che di fatto sostanzialmente già l'indirizzo politico fornito dalla Giunta è più che rassicurante per quello che il sindaco deve fare. Un gruppo Tonò. Sì, anche a me viene da sorridere. Innanzitutto devo dire che il nostro gruppo è sempre stato presente a tutte le commissioni, non anche per rispetto nei confronti dei nostri elettori, e nessuno di noi piace essere preso in giro. Siccome queste commissioni sono solo un'elencazione di cose già decise dalla maggioranza, pare che sia anche una
non posso dire una presa in giro, la presenza, se non altro una perdita di tempo. Abbiamo sempre auspicato un'apertura delle commissioni più persone, siete state voi che avete ridotto anche qui, non torniamo in un'orecchia polemica, in ogni caso non ci siano i luoghi adatti attualmente per poter discutere delle problematiche in quanto sono solo delle constatazioni. Ma direi che se parliamo di presenze e di assenze, mi sembra di aver rilevato questa sera da parte del sindaco un'accusa anche abbastanza grave nei confronti dell'atteggiamento che sembra avere la provincia di Venezia sulle aspettative della sua amministrazione. Risulta esattamente il contrario, cioè a me risulta che sia l'amministrazione comunale di Caorle e nella fattispecie del suo sindaco che è assente degli inviti che la provincia ha fatto in merito alla discussione sul patto. Basti che io mi sbagli, però per quanto ne so io mi pare che non sia tanto a scaricare una colpa sulla provincia per quello che l'amministrazione non riesce ad attuare, quanto piuttosto un'assenza da parte di questa amministrazione. Sindaco, prego. Allora, risposta all'utente la propongono queste censure perché il primo incontro con la provincia di Venezia io l'ho avuto nel mese di luglio, non ricordo il giorno, è stato un incontro informale alla presenza dei rispettivi tecnici e quindi l'architetto Danilo Gerotto della provincia e l'architetto Fullanetto del comune di Caorle, il sindaco e il vicepresidente Mario Lattore con il della gestione urbanistica. Successivamente c'è stata una convocazione, ma non da parte della provincia, una convocazione da parte della sesta commissione consigliare regionale per discutere il patto, solo nei confronti della vicepresidenza della provincia, quindi era stato convocato solo Mario Lattore, il sindaco, nulla sapeva di questa convocazione. Quando qualche consigliere della commissione ha fatto poi presente che si discuteva di un tema riguardante Caorle e non era opportuno che non fosse stato convocato il sindaco, la commissione si è accorta, per fortuna, ha convocato il sindaco, ma si è andata bene da convocare il sindaco alla presenza del vicepresidente, no? Il sindaco era presente, il sindaco dopo aver relazionato per oltre un'ora ha chiesto che fosse messo a confronto il sindaco del comune di Caorle con il vicepresidente della provincia di Venezia, tant'è che la commissione ha accolto questo invito e le due posizioni comune e provincia sono state messe a confronto, ma ahimè nel frattempo c'è stata la furata di mandare tutto la mozione al Consiglio provinciale per comunque prendere una posizione da parte della provincia. L'altro incontro è stato chiesto da parte della provincia al comune, salvo che poi l'unico incontro l'ha richiesto il comune di Caorle nel mese di novembre ed è ancora in attesa di risposta. Se lei fa queste pesanti accuse presenza del sindaco in provincia e regione, lei invita ovviamente alla verbale qual è la nota con la quale il sindaco è stato convocato e non si è presentato o qual è la data in cui il sindaco doveva essere presente e non è stato presente. La mia è solo una riflessione politica, no? Siccome cose si dicono, guardi, allora, sembra un consiglio comunale, no? Io mi rendo conto della sua difficoltà, perché effettivamente non sono stato io che ho cominciato la polemica accusando il sindaco o la maggioranza, ma è stato lei che per difendere la sua posizione in assenza di persone che rappresentano la provincia. Mi sembra che sia verbale, perché penso che quello che lei ha detto sia stato anche registrato, che addossa alla provincia delle responsabilità che potrebbero essere quelle delle sue amministrazioni. Abbiamo sentito prima, no? Quindi ormai è stato lei che ha attaccato qualcuno che non era presente in questa assemblea. Sindaco, prego. Allora, l'invito di ascoltarsi la registrazione dei verbali. Io ho dichiarato di fronte alla vostra censura della latitanza dell'amministrazione comunale subita del patto, semplicemente che io ho convocato la provincia per il tavolo finale e la provincia da allora non ha dato risposta. Questa è l'unica cosa che ho detto e ho messo a verbale, non mi attribuisca altre dichiarazioni. Mettiamo ai voti la mozione sulla gestione economica dei costi dello spiaggiato. Voti favorevoli? 5. Voti contrari? 10. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, mozione contro l'acquisto di cassa bombardieri F-35. Se capogruppo Borin guardarmi alle scuole. Grazie Presidente.
mozione contro l'acquisto dei cacciabombardieri F-35. Dichiara il Consiglio Comunale, premesso che il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi finanziaria ed economica che sta provocando un forte aumento della povertà, della disoccupazione, del disagio e dell'insicurezza sociale, i cui segni sono già ben visibili sul nostro territorio. Negli ultimi anni è stata realizzata una drastica riduzione della spesa pubblica, e in particolare dei fondi a disposizione in settori di vitale importanza per i cittadini come la sanità e l'istruzione. I fondi nazionali a carattere sociale, fondo politiche sociali, fondo per la non autosufficienza, fondo per i giovani, sono passati da 1,594 miliardi del 2007 a 193 milioni di euro del 2012. Tali enti locali e alle regioni nel periodo 2011-2013 superano i 33 miliardi di euro e hanno compromesso la loro capacità di fornire risposte concrete ed efficaci alle necessità fondamentali dei cittadini e delle famiglie. Considerato che negli ultimi decenni i problemi della sicurezza economica, sociale e ambientale hanno assunto una posizione prioritaria rispetto a quelli della difesa militare e che gli Stati hanno sempre più difficoltà ad assicurare la necessaria coesione sociale ed economica e quindi a mantenere la pace interna. Ricordando che l'ONU e l'Unione Europea sono da tempo impegnati ad ampliare la dimensione umana del concetto di pace e sicurezza, includendo il benessere economico, la stabilità politica, la democrazia, lo sviluppo, la pace sociale, i diritti umani e i bisogni primari quali l'educazione, la salute, l'alimentazione e l'alloggio. Considerato che l'Italia aveva previsto nel 2002 l'acquisto di 131 cacciabombardieri F-35 denominati Joint Strike Fighter, JSF, per un costo di circa 15 miliardi di euro a cui si dovrà sommare un costo d'uso e di manutenzione valutato in oltre 40 miliardi di euro. Considerato che si tratta di un'arma da guerra con capacità di trasporto di ordigni nucleari, palesemente in contrasto sia con l'articolo 11 della Costituzione italiana che con la Carta dell'ONU, e che le missioni di pace previste dalle Nazioni Unite escludono l'impiego di simili ordigni distruttivi. Considerato che, anche secondo il Pentagono, l'aereo deve ancora risolvere numerosi problemi tecnici, mentre continuano a limitare i suoi costi e che le ricadute occupazionali in Italia sono alquanto basse e incerte. Considerato che diverse nazioni partner del progetto JSF stanno rivedendo i loro programmi di acquisto anche rinviandoli nel tempo, ricordando che se l'Italia si ritirasse dal suddetto progetto non dovrebbe pagare alcuna penale, considerato che il nostro Paese già spenderà nel 2012 oltre 23 miliardi di euro per la difesa, collocandosi secondo la classifica SIPRI al 10° posto al mondo per spese militari, con riferimento all'anno 2010, considerato che una recente ricerca dell'Università di Massachusetts ha calcolato che se investiamo $1 miliardo nella difesa abbiamo 11.000 nuovi posti di lavoro, 17.000 se lo impieghiamo nelle energie rinnovabili e 29.000 se andasse nel settore dell'educazione. Ricordando l'appello lanciato dalla marcia Perugia Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli del 25 settembre 2011, alla quale hanno partecipato oltre 200.000 persone. Preso atto delle proposte avanzate da numerose organizzazioni della società civile e in particolare dalla rete italiana per il disarmo, Sbilanciamoci e Tavola della Pace, che invitano a ridurre le spese militari come sta succedendo in tutti i paesi occidentali. Tenuto conto che il governo Monti ha già ridotto da 131 a 90 il numero di F-35 che l'Italia si è impegnata ad acquistare. In tanti, associazioni ed organizzazioni laiche e religiose, altri consigli comunali e provinciali, organi di informazione singoli cittadini e singoli cittadini, hanno espresso la loro protesta e la loro volontà di contrastare l'acquisto di cacciabombardieri F-35. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Cavour chiede al Parlamento e al Governo di rivedere l'impegno finanziario dell'Italia nel progetto di acquisto di cacciabombardieri F-35, riutilizzando le risorse così risparmiate per ridurre i tagli agli enti locali, ai servizi sociosanitari e alle ammortizzazioni sociali delle sempre più numerose persone che hanno perso e stanno perdendo il loro posto di lavoro. Di procedere ad una rapida revisione e riduzione complessiva della spesa militare e definendo altresì in modo aperto e democratico una nuova politica di sicurezza e una rinnovata politica estera italiana ed europea, coerenti con il dettato della nostra Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite. Impegna la Giunta e il Sindaco a trasmettere formalmente la presente mozione al verbale della votazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, informare la cittadinanza sui contenuti della presente mozione
anche attraverso l'organizzazione di un incontro pubblico ad hoc, mettere in campo tutte quelle iniziative che, coerentemente al tema in oggetto, promuovono una cultura di solidarietà e pace tra i popoli, collaborare con il coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani per rafforzare l'impegno degli enti locali per il disarmo e la sicurezza immane. La presente mozione viene inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti e Capigruppo di Camera e Senato, nonché al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani e alla campagna Italia Reali e le armi promossa dalla Tavola per la pace e rete italiana del disarmo e sbilanciarci. Voi lei sa che quasi 10 giorni fa questa mozione, questa sua proposta della riunione di Capigruppo e avevo anche anticipato che la maggioranza è sensibile a una questione in questo periodo storico, in questo periodo particolarmente gravoso sia per le amministrazioni locali ma anche e soprattutto per i cittadini qualsiasi. Le dico che è stata motivo di molte particolari attenzioni da parte dei consiglieri di maggioranza e le dico che se dobbiamo fare, mi sono anche occupato e ho cercato di capire perché sostanzialmente questa questione parte dal 1998 che attraversa praticamente governi di qualsiasi situazione, da Monti come lei citava ultimamente, Berlusconi, da D'Alema, fino a Prodi e compagnia. Devo dire che sostanzialmente questa mozione che impegna con delle risoluzioni che vanno un po' fuori dalla gestione amministrativa delle comunità locali, soprattutto dei consigli comunali, ma anche delle amministrazioni locali. E le spiego in che punti non ci troviamo d'accordo, al di là di quello che è l'acquisto di cacciabombardieri, di quello che è l'argomento che è molto sentito anche da parte nostra, dove lei cita che verso la fine della prima pagina, considerato che si tratta di un'arma da guerra con capacità di trasporto di origini nucleari, questo lo dicono le schede tecniche, però mi aggiunge palesemente in contrasto sia con l'articolo 11 della Costituzione italiana che con la Carta ONU. Sulla questione palesemente in contrasto, siccome lui i principi fondamentali della nostra Costituzione sono importanti, voglio ricordare che l'articolo 11 l'Italia, questo è quello che cita, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali volte a tale scopo. Non ci trovo d'accordo su porre come aspetto palesemente in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione questo passaggio, questa sua volontà in seguito. L'articolo 11 parla sicuramente in modo diverso. In modo completamente diverso. Quindi su questo passaggio noi siamo dell'opinione censurata. Poi viene
non citato ma formalmente scritto in un altro passaggio la stessa cosa, dove nella pagina successiva si parla della marcia per Assisi, sulla quale abbiamo tutta la considerazione che il caso vuole sugli obiettivi di questa marcia si concretizzi. Però quando lei incita ricordando l'appello lanciato dalla marcia della pace di Assisi il 25 settembre 2011, mi riporta di nuovo questo contrasto con l'articolo 15. E siccome noi non è che siamo qui per fare delle risoluzioni che sono di altri e che esprimono esclusivamente una posizione di parte di partita, e dobbiamo, situazioni che lei ha citato, che riguardano praticamente una gestione e un sostegno a persone che hanno bisogno, naturalmente i tagli che lei citava nelle sue premesse siano non tagli verticali come spesso succede, sia orizzontali, ma abbiano la loro considerazione. È chiaro che magari l'aspetto della difesa poteva avere una sua valenza ai tempi della guerra fredda, oggi deve essere valutato in modo diverso. Quindi anche sotto questo aspetto entriamo nella mozione. Però l'appello cita in un suo passaggio che oggi, e questo è quello che viene citato, oggi che come ieri si fa la guerra parlando di ragioni umanitarie e di libertà di popolo violando l'articolo 11 della Costituzione, questo, cioè, anche in questo passaggio praticamente va a inficiare questa mozione in questo particolare. Quindi noi non sentiamo di dover andare a trovare risoluzioni di aspetti che sono di coloro che scendono in piazza per questioni di tutela. Poi, preso atto delle proposte avanzate subito dopo, si parla, preso atto delle proposte avanzate da numerose organizzazioni della società civile, in particolare della Rete Italiana del Disarmo, rilanciamoci, il tavolo della pace, che invitano a ridurre le spese militari, come sta succedendo in tutti i paesi occidentali. Anche qui devo dire che sono opinioni di parte che rappresentano delle risoluzioni di presa di posizione di persone che hanno una finalità, parlo di politica, ma finalità ben mirata a raggiungere degli obiettivi su cui non ci sentiamo e non riteniamo che questo sia fondamentale perché questo Consiglio Comunale possa esprimere una volontà di ridurre le spese militari in un momento in questo momento. Poi ecco che in tanti ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, è data facoltà a tutti poi di esprimersi come meglio crede, con le forme che democraticamente il nostro ordinamento prevede. Quindi non è compito, questa è una mozione che possiamo anche sottoscrivere quello che dicevo, quello che riguarda l'oggetto, però sul fatto impegnare la Giunta e il Sindaco a informare la cittadinanza sui contenuti della presente mozione anche attraverso l'organizzazione di un incontro pubblico ad hoc. Devo dire che anche su questo aspetto è una questione che non spetta prioritariamente e quindi ognuno può essere artefice con i mezzi e con le risoluzioni che vuole a esprimere quanto. Poi
passiamo a quello che è l'aspetto del coordinamento nazionale degli enti locali per la pace, che vorrei ovviamente anche rendere noto. Il coordinamento è stato fondato nell'86, credo che l'ha espresso o abbia anche verificato, ed è gli enti locali per la pace e i diritti umani, è un'associazione che riunisce i comuni, le province e le regioni impegnate in Italia a promuovere la pace e i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. Quindi è una organizzazione, un coordinamento che sostanzialmente dice cose che comunemente le amministrazioni locali fanno. In questa associazione, in questo coordinamento, fa parte dei numerosissimi, fanno parte forse poco, 40 comuni, province e finalità, quindi hanno uno statuto, le finalità sono quelle di proseguire queste fini e valorizzare le iniziative. Quindi poi su tutto questo ordine del giorno non facciamo poi i conti con quello che è previsto. A volte, molto spesso, noi facciamo delle valutazioni che sono in ordine a quelle che è la situazione attuale. È anche corretto fare questo. Vuol dire, tutti credo che lo sappiano, parlando del 1998, questo progetto prevede l'associazione di numerose nazioni, tantissime, ma numerose nazioni, di cui gli Stati Uniti fanno la parte dell'Unione, portandoci a casa migliaia di aerei. Devo dire per completezza che il Canada ultimamente si è sottratto da questa convenzione. Non vedo, è positivo che lo Stato italiano, il nostro governo, abbia ridotto a 113, motivando la questione su una situazione contingente a 90, 113 a 90, 131. Non credo che si possa arrivare all'azzeramento, per essere chiari sotto questo aspetto, anche perché la posizione dell'Italia sotto questo aspetto, anche con l'insediamento questa della costruzione avviene in provincia di Novara, più di 53 o forse di più aziende italiane hanno scritto delle convenzioni. Qui potremo discutere sulla quanti impiegati occupazionali, credo non ha nessun rilievo, e con queste censure io posso anche dare quello che è lo sviluppo, facendo dei tagli sostanzialmente non danno il giusto merito a una funzione, perché bisognerebbe essere che fosse riscritta e rimodulata, ma se vogliamo entrare nella questione che è quello della osservazione con maggiore attenzione di quello che è la spesa militare, poi chissà perché queste cose vengono poste all'attenzione in fasi cicliche e estemporanee. Io passerei quella che è la nostra proposta, a meno che non indica che la vogliamo iscrivere in un prossimo sito ufficiale. Grazie Presidente. Volevo solo dire, cioè, non le ho dato
documentazioni perché fino a qualche ora fa sto lavorando su questa. So che fino a qualche ora fa forse è impegnato in altra sede. Mi impegno in qualsiasi questione. No, il convegno quello. Poi io rappresento una maggioranza che comporta anche da persone che Grazie Presidente della parola. Dunque, capogruppo Tonon, come è sempre stato detto, ribadito in sede di conferenza di capigruppo, il testo della mozione che è stata portata all'attenzione di questo Consiglio Comunale è un testo aperto, perché il senso poi che si dà su un voto che si esprime su un testo sia in senso univoco e non venga né travisato né stravolto. Mi pare che le richieste che fate, quanto magari non condivisibili, nel senso che poi alla fine non cambia nulla, possono tranquillamente essere accolte, quindi stralciare, emendare il testo, togliendo queste 3 righe che forse, non so, mi mettono in imbarazzo, mi creano problemi nell'affrontare il voto sul testo che è stato proposto, per noi non cambia sostanzialmente granché. Certo, noi non ci facciamo un problema nel vedere la condivisione rispetto a quell'appello lanciato da Tizio piuttosto che da Caio, perché se la finalità la riteniamo condivisibile, a prescindere da chi lo fa, per noi merita condivisione. Mentre per quanto riguarda la questione legata agli ordini nucleari, è vero che il testo letterale della norma costituzionale non cita gli ordini nucleari, ma è evidente che gli ordini nucleari sono strumenti di distruzione di massa che sono utilizzati per la risoluzione delle controversie internazionali. Il gioco forza è inevitabile che questo tipo di arma sia in conflitto con una norma che noi abbiamo a livello costituzionale. Però, ripeto, non è un problema togliere la frase, questo consente di portare l'intero Consiglio Comunale ad esprimere contrarietà rispetto all'acquisto di questi strumenti, di questi mezzi, che altro non sono che aerei militari, che, come diceva giustamente lei, nella scheda tecnica vedono la possibilità di trasportare questi ordini nucleari. Quindi, diciamo, anche se non lo scriviamo, poi si sa. Mentre va detto che per quanto riguarda l'informazione della cittadinanza, per carità, ci dispiace che il sindaco non possa farsi interprete di tutta la collettività nel divulgare, ma non è neanche questo un problema, se ne faremo carico noi. Poi le fasi cicliche capisco, ma voglio dire, se non lo facciamo in questo momento, quando le persone troppo fanno un sacco di promesse e noi gli facciamo capire che tra le tante promesse, forse servirebbero molte meno, ma ponderate, andrebbe anche inserita la rivalutazione, la rivisitazione di certi impegni a livello di pubblica amministrazione, dove, non lo dico io, ma lo ha fatto notare anche lei, i numeri ci dicono che un investimento fatto in settori diversi da questo, quello degli armamenti, generano maggiore, doppia, tripla e anche più occupazione se effettuati in quegli ambiti dove purtroppo negli anni si sono accumulati deficit strutturali, quindi scuole, piuttosto che nella sanità, piuttosto che in tanti altri settori. Oggi abbiamo partecipato ad un convegno dove si discuteva delle ragioni del sì e delle ragioni del no. A quanto per me non sussistono ragioni del sì, si ordina all'istituzione dell'imposta di soggiorno. Bene, pensiamo ad esempio come potrebbero essere utilizzati questi soldi se impiegati a favore degli enti locali per far fronte a quelle esigenze che in un modo o nell'altro, vediamo anche questo comune, affrontano istituendo nuovi tributi. Sono semplici esempi, non stiamo con questo dicendo che si ritiene esaustiva né esaurita l'elencazione o la possibilità di citare queste molteplici possibilità di impieghi alternativi delle risorse
che verrebbero sottratte ad un settore che evidentemente non è oggi un settore primario, necessario e soprattutto come dire, meritevole di simili stanziamenti quali sono previsti per l'acquisto di F-35. Quindi se il testo che questa maggioranza è disposta a votare è la risoluzione emendata togliendogli le frasi che ci avete indicato, per noi non è un problema, possiamo darne atto anche al segretario comunale dell'atto, possiamo mettere in votazione il testo. Grazie Capogruppo. Cioè, lei tenga presente che questa amministrazione non si toglie da una responsabilità che se abbiamo tagliato la questione di organizzare convegni, nel senso che molte associazioni lo possono fare tranquillamente, ma quindi cioè si parla anche di mettere in campo tutte delle iniziative che coerentemente al tema in oggetto e questo comune, non dico questa amministrazione, questo comune ne mette in campo, ne ha messi in campo moltissime, quindi non se volete possiamo concordemente, no? Organizzare anche un dibattito pubblico sul tema, invitando anche se sarà di ospiti per sensibilizzare la dinanza. Grazie Capogruppo. Mettiamo in voto allora la mozione così come con le modifiche. ecco, era modificato che non cambia molto. Poi la mozione entra in argomenti amministrativi di questo genere e non siamo così, lo sempre leggere. Dobbiamo per no. Mettiamo i voti favorevoli. Unanimità. Approvato la risoluzione proposta dalla rivista civile. La seduta è tolta, grazie. Sono